Eccoci qua, cari telespettatori, un altro approfondimento insieme a un nostro ospite, ve lo presento subito, ben collegato con noi il professor Alessio Vieno. Grazie di accompagnarci in questo approfondimento, che è docente del Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione, Università di Padova. Allora, con il professore affronteremo un tema che secondo me è molto importante, molto interessante, perché riguarda i più giovani in un momento anche difficile della loro vita, il passaggio dell'adolescenza, ragazzini o bambini che stanno crescendo e che hanno affrontato questo periodo particolare di isolamento, chi più chi meno, di chiusura inaspettata, e l'hanno affrontato supportati soprattutto dal web, da una iperdigitalizzazione, ne hanno fatto indigestione, è servita perché li ha supportati nello studio, fondamentale, però ci sono state anche delle controindicazioni, delle conseguenze, delle ripercussioni. Moltissime segnalazioni peraltro ci sono anche arrivate da parte di genitori che hanno detto: ma parlate di questi ragazzi che sono sempre attaccati a questi giochi elettronici, a tutti questi particolari strumentini che però li assorbono completamente, li drogano, sembrano quasi drogati. Questa è un po' la sintesi del discorso, che non è cosa di poco conto, professore. No, non è davvero cosa di poco conto. Allora, diciamo che prima di passare al momento del lockdown, quello che ci ha visto un po' tutti chiusi in casa, vorrei farvi un piccolo excursus storico rispetto al fatto che, secondo i dati che abbiamo appena pubblicato insieme all'Organizzazione Mondiale della Sanità, rispetto all'incremento dell'uso problematico dei social media. Diciamo che da questo punto di vista, confrontando 250.000 preadolescenti e adolescenti di 45 stati, l'Italia si colloca al livello più alto di problematicità. Abbiamo circa il 10%, la stima da prendere con beneficio di inventario, perché come dire, sono degli strumenti self-report, quindi i ragazzini riportano attraverso un questionario carta matita i loro comportamenti. Circa un 10% dei ragazzi risulta problematico dal punto di vista dell'uso del social media, e quindi osserviamo parallelamente, perché questa ricerca viene ripetuta ogni 4 anni, un aumento per esempio dei sintomi psicosomatici, come ad esempio il disturbo del sonno. Ecco, paradossalmente, nel momento in cui ci siamo trovati un po' tutti costretti a casa da questa brutta evenienza che ci è capitata un po' negli ultimi 3 o 4 mesi, diciamo che i social media sono diventati un buon rifugio, nel senso che è un buon ritiro, ecco, in qualche modo, nel senso che le persone che erano, come dire, un po' più esposte ai social media hanno affrontato in maniera, come dire, anche, se vogliamo, più adattiva questo momento di lockdown. Questo perché naturalmente cercavano delle forme di sostegno naturalmente emotivo, e condividere con propri amici, ma anche con persone che si sono incontrate nel cammino di questo percorso così particolare, sembra aver in qualche modo aiutato. Abbiamo, come dire, qui all'Università di Padova appena pubblicato uno studio che ha messo in evidenza come le persone che ricorrevano di più all'utilizzo di social media, per esempio nel periodo del lockdown, sono persone che hanno avuto minori disturbi del sonno. Ecco quindi che, nonostante la storia ci dica che un uso problematico, un uso intenso di questo mezzo sia un elemento da, come dire, da prevenire, da evitare in qualche modo, diciamo che in questo momento storico è diventato anche un buono strumento per essere più resilienti, si usa questo termine, affrontare un momento stressante. Diciamo che sembra aver aiutato. Ecco, professore, lei ha citato più volte problematico. Con il termine problematico intende dire eccessivo, prolungato, ma qual è la soglia e il limite del problema? Bene, la ringrazio per questa domanda, perché è davvero molto importante, perché proprio nella sua domanda iniziale, quando lei diceva i genitori parlano di il nostro figlio sembra drogato, allora innanzitutto bisogna disambiguare questo aspetto. Si parla di uso problematico perché
Ci sono alcune analogie dei comportamenti che nel passato e pure attualmente osserviamo, come per esempio l'essere dipendenti dalle sostanze psicotrope, possono essere la cannabis, può essere l'eroina, la cocaina, eccetera, eccetera. Diciamo che ci sono alcune analogie, però sono comportamenti molto diversi, proprio perché non c'è di mezzo una sostanza, anche se anche da studi che hanno un po' monitorato il funzionamento del nostro cervello si mette in evidenza come alcune reazioni siano analoghe, però non si parla in termini scientifici di dipendenza. Non si parla di dipendenza perché per l'appunto si parla di uso problematico. Che cosa significa uso problematico? Si parla di uso problematico quando l'utilizzo del mezzo fondamentalmente va a sottrarre troppi elementi che hanno a che fare con la ricchezza della vita. Che cosa significa? Se io, per esempio, prediligo in maniera eccessiva il contatto online a quello de visu, a quello fisico, insieme a tutta un'altra serie di problematiche, come ad esempio la difficoltà a staccarmi dai social media, insieme a una riduzione, per esempio, delle mie prestazioni dal punto di vista scolastico, ecco che in quel momento si comincia a parlare di uso problematico. Ancora una volta voglio ribadire, si parla di uso problematico proprio perché l'utilizzo del termine dipendenza non è appropriato in questo caso, anche se i colleghi clinici giustamente che lavorano all'interno dei servizi poi ci ricordano che ci sono dei casi veramente estremi in cui la manifestazione è analoga a quella della dipendenza, in cui veramente c'è una sorta di craving, per cui un irrefrenabile bisogno di ricorrere sempre a questi mezzi. Per cui ecco, è importante distinguere tra queste cose. Il problema subentra nel momento in cui sottraiamo troppo a quello che è una vita considerata, virgolettato, normale, nel senso che limitiamo troppo il nostro tempo con gli amici per ricorrere ai social media, trascuriamo la nostra igiene, eccetera, eccetera. Tutti i fenomeni che per esempio sono stati visti in precedenza nel caso degli hikikomori, che sono quegli adolescenti che si chiudono in camera per continuare a giocare. Ecco, compulsivamente. Gioco compulsivo, però sono stati riscontrati delle situazioni in cui magari il genitore ha portato via il cellulare o l'iPhone, quello che può essere, al proprio figlio o figlia con reazioni eccessive alla cosa, perché magari doveva dedicarsi allo studio, applicarsi, concentrarsi anche in altre cose, e ci sono state queste reazioni eccessive. Oppure videogiochi che sembrano creare una sorta sì, anche di psicosi proprio dal partecipare. Questo è abbastanza trasversale, ma frequente, è stato segnalato di frequente. Cosa succede nella testa dei più ragazzi per creare questa sorta di ansia dal non privarsi di questo oggetto, a prescindere, ma devono averlo con sé? Allora a me capita molto spesso di fare delle serate un po' informative con i genitori e mi confronto con molti genitori che mi sottopongono problemi di questo tipo. Allora, innanzitutto dobbiamo stare molto attenti perché la fase preadolescenziale e adolescenziale è una fase comunque, come dire, di contrapposizione in qualche modo alle figure genitoriali che si manifesta con varie modalità. Questa è una delle possibili manifestazioni. Naturalmente quando è estremamente eccessiva diventa problematica, ma non sempre è un segnale di uso problematico dello smartphone, eccetera, ma può essere considerata invece all'interno di tutta una serie di problematicità relazionali con i genitori che, al contrario di quanto si pensa, molto spesso sono proprio i genitori a soffrire di un eccessivo uso dello smartphone piuttosto che dei social media. Perché? Perché per proprio avere la possibilità di fare questa cosa delegano al telefono una buona parte del tempo dei propri figli, non immaginando, come dire, e sottovalutando in qualche modo quanto sia importante al contrario passare del tempo insieme, probabilmente anche utilizzando questi mezzi. Quindi non c'è da demonizzare il mezzo, ma c'è da cercare di capire quali sono, come dire, i vissuti che i nostri adolescenti stanno vivendo in quel momento e
quegli eventi così eclatanti potrebbero essere vissuti per un diniego rispetto all'uso di quel mezzo, ma potrebbero essere vissuti di fronte a altri aspetti relazionali genitori-figli. Quindi sarebbe come se nel caso del problema dell'alcolismo si demonizzasse la vite. La vite non è il problema è l'uso l'utilizzo che che si se ne fa fa di quel assolutamente. mezzo, e molto spesso devo dire che soprattutto nella fase adolescenziale si tende un po' a delegare al cellulare piuttosto che ai social media eccetera una modalità di trascorrere il tempo dei propri figli che apre dei tempi più, come dire, morbidi ai genitori. È proprio lì secondo me che bisogna cercare la causa di questo problema. Quindi è un problema di educazione anche, di rapporto, di relazione che sfocia in uno sfogo da un'altra parte, dove non viene appagato da un dialogo reale o dal fare anche le cose insieme ai genitori, perché anche adesso ormai tante famiglie per varie ragioni non fanno più le cose insieme. L'hanno riscoperto magari durante questo lockdown, cioè, sentivo alcune signore che dicevano mi sono messa a fare da mangiare con mio figlio, non era mai successo, che sembra una stupidaggine, però una volta invece avveniva, no? Era normale condividere il tempo, fare cose fisiche. Assolutamente. Devo dire però, e mi permetto di aggiungere, che oltre alla possibilità di fare queste cose fisiche, è stato dimostrato, la letteratura lo evidenzia in maniera molto chiara, che per esempio passare del tempo online con i propri figli, anche a giocare, è un buon modo per passare del tempo. Insieme, cioè L'importante è giocare che non ti insieme. lasci il mezzo, io lo chiamo come un silenziatore dei nostri figli, cioè se io do il mezzo a mio figlio, lui si chiude in camera, io avrò molto tempo per fare quello che piace a me, guardare i miei social, guardare i miei TG o fare quello che a me piace, però sto togliendo del tempo davvero rilevante a mio figlio. Questo, come dire, deve andare di pari passo con il livello di sviluppo dei figli, naturalmente, però, come dire, non sottovaluterei l'aspetto di utilizzare questi mezzi come dei silenziatori, io li chiamo, cioè noi silenziamo i nostri figli in modo che ci lasciano più tempo per le nostre cose. Quindi Questo è molto molto diffuso. bisogna fare un'autoanalisi, quindi a questo punto anche cercare di valutare oggettivamente il proprio comportamento di genitori. Professore, le conseguenze, allora abbiamo visto questo periodo, utilizzo dei social media, non soltanto del web, intensissimo, perché soprattutto i ragazzi che non avevano molto da fare se non questo, ci possono essere, in base anche ai vostri studi, delle ripercussioni, delle conseguenze e qualora si riprecipitasse nella medesima situazione, un reiterare certi comportamenti, cosa potrebbe comportare alla lunga? Allora, diciamo che pre-Covid possiamo dire, abbiamo dei dati e sta per uscire un report da noi scritto in collaborazione con l'Istituto Superiore di Sanità, che esiste una chiara relazione tra un eccessivo utilizzo dei social media, per esempio, dei cellulari e alcuni, come dire, stati di disagio psicosociale e anche psicosomatico. Questo fino al pre-Covid. Diciamo che nel momento in cui c'è stata la chiusura, sembra che il mezzo sia stato anche un buon modo di confortare alcuni nostri stati d'animo. Ecco, quello che adesso per noi è molto importante è monitorare quello che accadrà in futuro, nel senso che nei prossimi mesi noi capiremo qual è l'effetto reale che, come dire, l'eccessivo utilizzo di questi mezzi ha portato. Lo stiamo monitorando, se vuole mi spingo in una previsione molto, come dire, poco basata sui dati, ma su, come dire, uno storico di dati che abbiamo monitorato. Però ripeto che il caso del lockdown è così diverso da tutte le condizioni sperimentali che possiamo immaginare, è difficile fare una previsione. Però devo dire che sapendo un po' il funzionamento conoscendo un po' il funzionamento dell'essere umano, diciamo che aumentare una certa soglia di abituazione in qualche modo può portare a
come dire, un incremento dell'uso problematico e quindi, come dire, un aumento di tutta una serie di problematicità. All'interno dei servizi, i colleghi che lavorano all'interno dei servizi già cominciano a verificare problematiche legate per esempio ai disturbi d'ansia nel momento in cui si toglie il mezzo, eccetera, e quindi stiamo cercando di capire quali effetti questo avrà. Difficile però adesso fare delle previsioni particolarmente. Quale potrebbe essere un uso invece intelligente, utile, stimolante, perché senza arrivare sempre a queste, tra virgolette, aberrazioni di utilizzo, o anche un utilizzo improprio, perché alla fine per comunicare o tipo TikTok che fa tipo stupide foto, cose così, non ha nessun tipo di valenza per crescere, per fare delle riflessioni, ma sono talmente delle emozioni istantanee che lasciano poco. Cosa invece sarebbe necessario fare per renderlo uno strumento utile, insomma, di crescita? Allora, come sempre, cioè in passato abbiamo qualche cosa di simile, ma veramente difficilmente paragonabile per l'iperportatilità della cosa. Un tempo, quando è arrivata la televisione, c'era, come dire, da parte dei nostri nonni, eccetera, un timore che questo avrebbe distrutto la socialità, eccetera, eccetera. Questo non è avvenuto per una ragione molto semplice. La televisione è diventata un mezzo aggregativo. I social media possono diventare dei mezzi aggregativi e soprattutto se ci si abitua ad utilizzarli con determinate finalità, quelle di condividere, di conoscere, eccetera, eccetera. Devo dire che da questo punto di vista abituare i nostri figli a farlo in maniera congiunta e non in maniera isolata, forse è uno degli elementi su cui ha senso riflettere ed agire. Strumento quindi di conoscenza e di approfondimento, imparando anche a E di capire condivisione, e di condivisione, quindi l'aspetto umano deve sempre tornare ad essere presente. E qui però entra in discussione il discorso delle fake news, del falso, di tutto quello che nel web circola e che ti porta, a parte i cattivi contatti, e ce ne sono anche quelli, a parte i raggiri e le truffe, ma poi tutto quello che c'è di falso, e quindi vivere in un mondo parallelo che non è quello reale. Ed è proprio qui che il ruolo dei genitori è fondamentale. Le fake news non sono un'invenzione solo dei social media, non sono un'invenzione attuale. Anche in passato esistevano, venivano veicolate con altri strumenti, però adesso il problema è che persone che non hanno le competenze possono accedervi in maniera diretta, senza filtri. Ecco che la condivisione di cui parlavo prima, per esempio con i genitori, la discussione anche di cose che si vedono online e che si possono vedere insieme, si possono discutere insieme, diventa davvero fondamentale. Il ritorno quindi a una sorta di genitorialità più presente, direi, in questo tipo di relazione. C'è una correlazione tra un utilizzo smodato, eccessivo, doppante di questi mezzi con le sostanze, con sostanze stupefacenti, con gli effetti dell'utilizzo Allora, di sostanze stupefacenti? da questo punto di vista devo dire che la letteratura non ha risposte univoche. Io le posso dire che abbiamo appena lavorato a un pezzo pubblicato sul Journal of Adolescent Health in cui mettiamo in evidenza come esista una sorta di comorbidità, ovvero di coesistenza fra i due fenomeni. È difficile però, non abbiamo uno storico così ampio per poter rispondere chiaramente a questa domanda. Diciamo che tendenzialmente, questo lo sappiamo dai modelli di Jessor e Jessor, i problemi tendono a coagularsi e quindi un uso problematico di una qualche sostanza potrebbe anche essere collegato a questo tipo di fenomeni, però per il momento direi che non abbiamo una chiara indicazione da parte della letteratura che l'uno possa condizionare l'altro in maniera univoca. E in questo periodo vi risulta che ci sia stato un incremento di utilizzo di sostanze varie per estraniarsi, per cercare di entrare in altre Ecco, realtà, per trarre sollievo? questo è un altro aspetto interessante. Noi sappiamo dai dati, per esempio, della vendita di alcolici, che nel periodo di lockdown si è ricorso di più all'utilizzo di sostanze in questo caso alcoliche. Sulle sostanze illegali è più difficile il monitoraggio, però quel che è certo è che
in questo periodo abbiamo osservato, rispetto alle 4 motivazioni che tradizionalmente ci portano a consumare alcolici, che la motivazione più disfunzionale è quella che noi chiamiamo di coping, ovvero per affrontare un problema contingente che stiamo attraversando. Molte persone sono ricorse all'uso di sostanze in questo periodo proprio per affrontare un momento di stress e di, come dire, di ansia, eccetera. Questo, come dire, la letteratura ci dice essere il motivo peggiore per consumare alcolici, al contrario di motivi più di natura sociale, piuttosto che di attivazione, eccetera. E devo dire che da questo punto di vista i segnali sembrano un po' poco rincuoranti rispetto al trend dell'uso di sostanze, ma ancora una volta i risultati di questo lungo periodo di lockdown li stiamo cominciando a riscontrare adesso e ancora di più nei prossimi mesi. Anche nei più giovani parla di sostanze alcoliche e stupefacenti, anche i ragazzi. Allora, questo, come dire, non abbiamo una risposta immediata su questo fenomeno. Stiamo adesso attivando una serie di ricerche e, come dire, c'è un fiorire di ricerche a livello non soltanto nazionale ma internazionale su questo fenomeno. Diciamo che i primi dati sembrano dirci che nella fase soprattutto adolescenziale c'è stata una riduzione. C'è stata una riduzione evidentemente dovuta al fatto di vivere in casa e di non avere quegli spazi che tradizionalmente vengono riempiti attraverso l'uso di sostanze, che sono quelli più della socialità all'esterno della casa. Per cui, come dire, stiamo monitorando. La sensazione è che si possa anche, come dire, vedere un aspetto tra virgolette positivo, ovvero della riduzione del ricorso alle sostanze, però la cosa che mi sembra più inquietante è l'aumento importante di uso di sostanze, al contrario della nostra generazione o comunque degli adulti. Ah, degli adulti, questo l'avete riscontrato. E invece per quanto riguarda i ragazzi nati con lo smartphone, cresciuti con lo smartphone e educati con questo, sono radicalmente diversi, quindi difficili da capire per i non nativi digitali o per anche i millennial stessi che sono, diciamo, un po' a cavallo, Diciamo per i che loro genitori. se noi osserviamo, come dire, i dati che ci parlano del disadattamento, in qualche modo, un termine che non mi piace molto, ma lo uso per capirci, nel senso che il disadattamento può essere di natura emotiva, sociale, piuttosto che psicologico, eccetera. Osserviamo nel tempo, come dire, una sostanziale, come dire, costanza. Non esiste una piccola fascia della popolazione più problematica. La problematicità sembra però essere più legata a dei fenomeni più antichi rispetto all'avvento delle nuove tecnologie, che hanno a che fare con la relazione. La relazione, soprattutto inizialmente con i propri genitori e successivamente con la rete più allargata, è un aspetto veramente centrale nella nostra vita, e quando non è affrontata in maniera adeguata si vengono a manifestare tutta una serie di problematicità. A me sembra che, come dire, questa fascia del ciclo di vita sia una fascia del ciclo di vita molto sfidante da parte di noi che li studiamo e da parte delle persone che lavorano con questa fascia di età. Però, come dire, ogni generazione ha visto delle modificazioni. Questa sembra quella più dirompente probabilmente, perché ce l'abbiamo sempre in tasca, il cellulare sempre con noi, eccetera. Però da questo punto di vista mi sembra di poter dire che non ci sono, come dire, grosse differenze, anche dal punto di vista dell'accesso ai servizi. Forse uno dei problemi che dovremo affrontare è come i genitori stiano mutando in maniera veramente radicale. Mutando, cambiando? Sì. Proprio i dati ci sembrano dire, c'è un interessante articolo pubblicato lo scorso anno su Pediatrics, ci mettono in evidenza come i genitori sono i più, usano un termine difficilmente traducibile, però in qualche modo sono quelli che fruiscono in maniera più egoista, in qualche modo molto
sono molto sul pezzo, ecco, con Sì. i social media, eccetera, sono i genitori che hanno più difficoltà a relazionarsi con i figli. Poi naturalmente i figli esprimono i loro disagi nelle modalità più varie, tra cui anche il fatto di non potersi staccare dal cellulare, però come dire, è più una conseguenza che come dire, una causa di problematicità. Quindi una risoluzione dei propri problemi riversandosi sul web, però se ne creano altri a chi sta con noi, che sono magari i ragazzi, che ne Sì. subiscono sostanzialmente le conseguenze. Quindi bisogna stare anche molto attenti da questo punto di vista, perché poi si dà l'esempio, no? Quindi non ci si può aspettare nulla di diverso da ragazzi che vedono i genitori tutto il giorno connessi. Sì, il problema è che la distrazione che il mezzo comporta porta a utilizzare per esempio delle modalità di socializzazione, delle modalità educative spesso inadeguate, molto spesso coercitive, cioè ti do il cellulare, ti tolgo il cellulare, se ti comporti bene lo usi, se non ti comporti bene non lo usi, e sappiamo bene che in passato, pur non essendoci il cellulare di mezzo, questo tipo di modalità educativa e quella coercitiva è piuttosto dannosa per lo Perché è sviluppo. dannosa? È perché, come dire, si impara una modalità relazionale che non è adeguata e quindi si tende a A replicarla replicare anche il nel... comportamento, assolutamente, infatti. Professore, io la ringrazio moltissimo, è stato estremamente interessante questo dialogo con lei, questo approfondimento. Magari quando ci saranno anche i primi risultati oppure avrete esiti di altre ricerche che intraprenderete, coinvolgeteci, che è sempre bene tenere anche informati, insomma, Volentieri. diffondere certe conoscenze. Le auguro buon lavoro in periodo di esami all'università, vero? Sì, siamo molto occupati e quasi sempre dentro a questo schermo, quindi grazie anche a voi per avermi un po' distratto dalla mia attività e buona serata a voi e ai Grazie, grazie telespettatori. ancora, buona serata. A voi telespettatori invece lascio alla pubblicità, ringraziando il professore di essere stato qui con noi. Torniamo tra poco.